Una festa lunga 10 giorni, dal 17 al 26 maggio, per celebrare il principe dei sapori del proprio territorio, il prosciutto crudo. Montagnana, splendida città murata in provincia di Padova, anche quest'anno ospita la fiera interamente dedicata al prosciutto veneto, berico e euganeo DOP, frutto del lavoro delle aziende che aderiscono all'omonimo consorzio di tutela. Siamo 11 associati, dei quali 5 sono nella provincia di Padova, 2 sono nella provincia di Verona e 4 nella provincia di Vicenza. Sono tutti produttori, diremo con medie e piccole aziende, solamente 2 sono a carattere industriale che sono nella provincia di Vicenza. Sforniamo circa 100.000 pezzi, non è un numero enorme, confronto i più grossi consorzi, però noi facciamo un prodotto di nicchia, il nostro prosciutto lo trova nelle salumerie e gastronomie specializzate. In cartellone un programma ricco di eventi culturali collaterali, serate enogastronomiche a tema e mercatini sparsi per il centro cittadino, perché a Montagnana si arriva sì per il famoso e dolcissimo prosciutto, ma si finisce per innamorarsi della città, perla medievale tra le più affascinanti e meglio conservate del Veneto. Il prosciutto oggi è il principe della manifestazione, perché la manifestazione è basata sul prosciutto, però il prosciutto a Montagnana significa sicuramente un prodotto di grandi qualità organolettiche, perché questo è riconosciuto da tutto, ma significa la festa del prosciutto di Montagnana, in questo caso legato alla cultura, alla tradizione e alla storia della città. Quindi Montagnana in festa con tutti quelli che contribuiscono costantemente a far sì che venga fatto il prosciutto, venga fatto bene, con una location come questa che venga esaltato come tradizione, e dopo con gli avventori che ne danno il giusto risalto assaggiandolo e anche portandolo via. Prodotto seguendo un rigido disciplinare che prevede un periodo minimo di 16-18 mesi di stagionatura che può spingersi fino a 24 mesi. Il prosciutto veneto, berico e euganeo è noto per avere particolari caratteristiche organolettiche. Noi andiamo alla ricerca proprio specifica di avere un prodotto di suini adulti che non sono mai inferiore a 7 mesi di vita ed con un peso oltre i 160 kg, ma sono suini che nascono, tanto per dire, in centro Italia e sono allevati nella nostra zona per poi essere macellati e portati nei nostri prosciuttifici dove vengono fatte una lavorazione. Ma la lavorazione soprattutto è credo un po' diversa del solito, perché facciamo una lavorazione con pochissimo sale. Dov'è la nostra fortuna? È che riusciamo a mantenere un prodotto a lunga stagionatura nonostante che abbia una dolcezza incomparabile. La qualità del prodotto finale, che si è visto conferire la certificazione europea di denominazione d'origine protetta nel 1996, è garantita da un rigido protocollo di controlli. Noi abbiamo un ente certificatore che si chiama INECU, che è di San Daniele del Friuli, praticamente che controlla il prodotto al momento dell'arrivo, quando è fresco, che deve corrispondere alle caratteristiche del disciplinare, per poi arrivare alla fine stagionatura. Quando il prodotto è finito e stagionato, abbiamo l'ispettore di questo ente certificatore che preleva, tanto per dire, dei campioni, e i campioni devono rispondere in pieno ai requisiti, se no non si può marchiarlo consorzio del prosciutto veneto. È certificato sotto tutti i punti di vista e soprattutto abbiamo sempre un prodotto di lunga stagionatura, mai un prosciutto fresco che quando te lo tagliano, lo mettono in sedia a carta, lo porti a casa e si impacca, non si riesce neanche a staccarlo. Ecco, quella lì, tanto per dire, è una cosa che noi la facciamo volentieri per arrivare a una stagionatura abbastanza lunga e comunque sempre oltre i 16 mesi. È una DOP dove ci sono determinate regole, a partire dal tipo di suino da cui viene prelevata la coscia, ma anche l'alimentazione e tutto quanto. Quindi riguarda il territorio e valorizza il territorio dall'inizio alla fine, perché i maiali mangiano quello che arriva dalle produzioni locali, vengono trasformati in prosciutto in questo territorio, con questa aria, con questo microclima, vengono venduti qui, quindi è filiera corta a tutti gli effetti.